buongiorno e una buona domenica, cari telespettatori e telespettatrici, ben arrivati e ben ritrovati nell'edizione meridiana del nostro telegiornale. Proseguono le indagini a 24 ore dall'incidente dell'ultraleggero costato la vita alla quarantenne di Porcia Mauro Caporale, morto carbonizzato dopo che un velivolo precipitato a Casali Loreto tra Sedegliano e Codroipo ha perso quota ed è precipitato al suolo. Quel che resta del mezzo è sotto sequestro e si trova ancora sul posto vigilato dai carabinieri della stazione di Codroipo, titolari dell'attività investigativa in pieno coordinamento con la Procura della Repubblica di Udine, che potrebbe disporre nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Caporale. Il mezzo era condotto dal compaesano della vittima, il 62enne Marco Vivan, che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova nel reparto grandi ustionati. La prognosi rimane riservata. Caporale era responsabile della filiale bancaria Credit Agricole di Porcia. Ancora la cronaca, incidente stradale sabato notte lungo l'autostrada 28 nel tratto tra Porcia e Fontana Fredda in direzione di Conegliano. Una Ford Fusion, dopo essere uscita di strada, si è capotata. Le cause sono al vaglio della Polstrada di Pordenone, che è intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro. Il conducente è stato trasferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli a Pordenone. Le condizioni sono serie. L'Università del Friuli ha sbagliato la pianificazione del personale sanitario. In queste ultime settimane la sinistra parla spesso dei problemi della sanità regionale e udinese. Peccato che quando alla guida della regione c'era l'onorevole Serracchiani, che non ha certamente brillato per scelte lungimiranti, non abbiamo potuto né leggere né ascoltare un allarmismo così solerte. Così il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che aggiunge le eccellenze che caratterizzano anche il Santa Maria della Misericordia, fiore all'occhiello della nostra sanità, e non solo, sono ancora patrimonio di tutti noi, ma esistono anche alcune preoccupanti criticità che si sono evidenziate in modo drammatico durante la pandemia. Qual è il problema più grave della nostra sanità? Si chiede Fontanini: la mancanza di personale. Di conseguenza i nostri medici, infermieri e operatori sanitari che attualmente lavorano nel nostro ospedale sono stanchi e stressati. Purtroppo è un problema di non facile soluzione, il personale non si crea da un giorno all'altro, c'è bisogno di un percorso di anni di studio e specializzazione. Altra questione, questa ha ostacolato i nostri studenti e favorito le fughe all'estero. C'è più di qualcuno che dovrebbe esprimere un umile e pubblico mea culpa per non aver avuto l'intelligenza e il coraggio di fare quello che andava fatto in una società come la nostra, fortemente caratterizzata dal calo demografico e dall'invecchiamento della popolazione. Sala Modotti ospita fino al 19 giugno la mostra di Marcello Di Tomaso, dedicata ai versetti tratti dal Furlan, scritto da Pretoni Beline. Dono e castigo del vivere, una delle tante riflessioni di Pretoni Beline tratto dal suo Coelet Furlan, che ha ispirato le opere di Marcello Di Tomaso, esposte in Sala Modotti a Udine fino al 19 giugno. L'autore rilegge i versetti di Pretoni e li rielabora con velature dai colori del pessimismo e le cromie delle delusioni. L'esposizione, programmata per il 2020 e rimandata più volte a causa della pandemia, oggi assume un doppio significato ed è anche un omaggio all'artista scomparso recentemente. E sono dei quadri molto forti, molto intensi, con anche delle coloriture molto efficaci. Sono astratti, però si vedono le immagini, sono descrittivi dei testi di Pretoni. Allora si unisce l'abilità dell'artista Marcello Di Tomaso con i testi di Pretoni, che sono qualcosa di straordinariamente efficace, perché sono scritti in lingua friulana. È stata presentata ieri a Marano Lagunare la 19ª tappa del Giro d'Italia, che partirà proprio dalla località friulana. Il patrono Enzo Cainero ha accolto autorità e volti noti della politica e dello sport. Tutti hanno sottolineato l'importanza che la manifestazione ha per l'intera regione. Fino a quando c'è passione si fa, poi quando non ce la faremo più smetteremo, ma comunque indubbiamente è un giro molto complicato. Se penso a quando ho iniziato rispetto ad oggi c'è un abisso, ma però
Insomma, questa è la vita, è molto bello, oggi c'è stata una gran bella tappa e speriamo che anche la nostra, collocata così com'è, possa portare del beneficio non solo tecnico ma anche turistico, perché qui c'è grande entusiasmo. E per Marano Lagunare ospitare la partenza del Giro d'Italia per un comune piccolo come il nostro è un qualcosa di unico, nella storia recente non si ricorda qualcosa del genere. Questo è uno dei giorni più belli da quando sono sindaco di Marano Lagunare. Il Giro d'Italia ormai rappresenta un qualcosa di irrinunciabile, l'aspettiamo ogni anno. Insomma, io voglio ringraziare il patron, il nostro Enzo Cainero, per la dedizione che ci mette ormai da tanti anni per far sì che Regione Friuli Venezia Giulia e Giro d'Italia siano un tutt'uno. Insomma, godiamoci questa importante tappa che ci vedrà presenti Marano, Lagunare, Castelmonte. Avremo la possibilità di vedere un po' tante zone e di far vedere soprattutto tante zone del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Significa moltissimo per il paese, perché sarà visto, sarà osservato, sarà gustato dal punto di vista anche enogastronomico da tantissime persone saranno in video, per cui noi siamo assolutamente contenti di quello che succederà a Marano, e soprattutto ho visto una Marano vestita a festa, con grande entusiasmo sul territorio, per cui ci fa ben sperare per il 27. Si è svolta questa mattina, sempre a Marano Lagunare, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele, la pedalata solidale organizzata dall'Interclub Giuliano Dal Forno. L'evento, che servirà a supportare la cura e l'assistenza di Stefano Marangone di Rivignano, malato di SLA, si svolge ogni anno nel centro maranese, e quest'anno è stato abbinato ai festeggiamenti in occasione della tappa del Giro d'Italia, che il prossimo venerdì partirà proprio da Marano. La pedalata è stata patrocinata dal Comune, che ha donato le maglie rosa a tutti i partecipanti, come ci ha comunicato poco fa l'assessore alla cultura Andrea Codarin. Il rosa è il colore dominante in tutta Marano, incantevole l'effetto anche durante le ore notturne, le vedete, delle luminarie installate in tutto il paese. Questa Udinese è davvero forte e potrà esserlo ancora di più il prossimo anno. Lo ha affermato Ariedo Braida, ex DS bianconero, presente ieri alla presentazione di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, della tappa friulana del Giro d'Italia, che partirà venerdì 27 maggio appunto da Marano. Forte, forte l'Udinese, forte. Lì io l'ho vista in più riprese. Forte davanti, forte centrocampo, difesa è strutturata molto bene, a me piace molto, è una squadra competitiva che potrà fare ancora meglio, dipende da chi rimarrà o chi se ne andrà, ancora meglio il prossimo anno. A volte il traguardo del 10°, del 9°, del 11° sono lì magari a 2-3 punti, ti va bene una partita o male, cioè la differenza è minima, conta molto l'impegno, la costanza, la dedizione, la volontà, la voglia con la quale i giocatori chiedono di arrivare a quel traguardo. È fondamentale questo. Ma Deulofeu è un ex barcellonista, quindi lui ha delle grandi qualità, è un giocatore importante nel calcio moderno oggi, perché nell'1 contro 1 è bravissimo, e quindi oggi sono indispensabili questi giocatori. Lui ha queste qualità, e avere un giocatore come lui, a mio avviso, non bisogna perderlo. Rimaniamo nella Bassa, al via lunedì a Latisana i lavori per rifare il look alla passeggiata sull'argine del tagliamento, un investimento che porterà anche ad interventi per la messa in sicurezza del fiume Tagliamento e sulla pista ciclabile che collega la località a Lignano. I lavori dureranno circa un mese e sono il primo intervento infrastrutturale dopo la realizzazione della passeggiata, e la rinnoveranno completamente, per cui i latisanesi avranno nuovamente in consegna questa struttura, che verrà riconsegnata come fu costruita. È un primo lotto che riguarda il muretto, tutta la parte sotto, la stuccatura. La passeggiata aveva bisogno di essere così ristrutturata, come tante altre cose che stiamo facendo in questi mesi,
e l'intervento è un intervento importante perché la passeggiata è lunga 680 metri. Subito finita l'estate procederemo con il finanziamento che prenderemo dal fondo di riserva o dal bilancio, completeremo anche la pulizia tutta completa e contiamo per la fine di quest'anno di aver eseguito il lavoro che poi rimarrà anche per gli anni futuri. Torna la partita da vincere, il triangolare di calcio a San Vito al Tagliamento, il cui ricavato andrà a favore delle cure per i piccoli malati oncologici. Testimonial dell'evento il centrocampista della Roma e della Nazionale Brian Cristante, oltre ad Alessandro Del Piero. Appuntamento domani 23 maggio. Allora, accontentiamoci della notizia, magari nelle prossime edizioni vi offriremo il servizio che fa riferimento a questo servizio, a questa partita con lo sfondo benefico. E invece ci sarà una partita particolarmente calda questa sera a Salerno, ovviamente ve la racconteremo durante Poltronissima con la nostra Francesca Spangaro e Monica Tosolini. C'è Salernitana Udinese, per l'Udinese è una partita di fatto insignificante per le sue sorti, visto che è ampiamente salva, invece per la Salernitana è veramente la partita della vita, perché vincendo potrebbe salvarsi. Quindi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Salernitana e Udinese, con tutti i nostri approfondimenti in prima serata. Ma andiamo a vedere il servizio su questo triangolare di calcio a San Vito al Tagliamento. Torna la partita da vincere. Dopo la pandemia, San Vito al Tagliamento ospiterà nuovamente il triangolare di calcio tra ex campioni di Serie A, ex giocatori della Sanvitese e la nazionale di giovani guariti dalla leucemia. La finalità è benefica. L'intero ricavato andrà infatti a finanziare le cure domiciliari pediatriche e l'area giovani del CRO di Aviano. Appuntamento lunedì 23 maggio dalle 18:30 al campo sportivo di Prodolone. Due testimoni d'eccezione, con la presenza inoltre della giovanissima influencer Charlotta M. Ringrazio Alessandro Del Piero e Brian Cristante per il loro appoggio appunto al mio progetto e niente, aspettiamo ancora qualche risposta di qualche campione che sarà presente con noi lunedì 23. Lo scopo appunto è raccogliere i fondi per andare a aiutare questi piccoli campioni, come li chiamo io, malati, le loro famiglie, aiutando anche l'assistenza domiciliare pediatrica che appunto è di gran supporto a queste famiglie, andando appunto a domicilio a fare le terapie, quindi per il bambino fare la terapia a casa è importante. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco. Il significato più profondo della partita da vincere è la solidarietà, la celebrazione dell'altruismo e della solidarietà, del volontariato, il sentirsi bene facendo del bene. Molto bene, termina qui la nostra edizione del telegiornale. Un saluto alla puntuale regia del nostro Simone Caramaschi e un saluto anche a Chiara Miscori al banco audio. Non mi resta che augurarvi un buon appetito se dovete pranzare e un buon proseguimento di domenica. Arrivederci.